Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Qui con noi questa mattina nella prima parte di 7 in punto abbiamo Luigi Brugnano, Presidente di Confindustria Venezia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Tanta carne al fuoco, non so nemmeno da dove iniziare per non accendere subito la miccia, perché lei insomma è un nostro ospite graditissimo, assiduo, ma si sa insomma che non ha peli sulla lingua. Innanzitutto iniziamo subito con un'analisi del governo nazionale. Siamo andati alle urne, questo è il risultato. Stiamo perdendo tempo, cosa sta succedendo soprattutto dal punto di vista dell'impresa che non può aspettare, su questo siamo tutti d'accordo? Beh, diciamo che bisogna essere un po' responsabili di questi tempi qua, anche con le cose che si dicono, insomma, per cui, io sono sempre stato un ottimista e credo che l'ottimismo non sia un esercizio gratuito che si fa soltanto così per abbindolare qualcuno, ma perché credo che l'ottimismo viene dalla propria, insomma, tranquillità interiore, dalla propria vita. La mia onestamente è abbastanza rocambolesca, ma è sicuramente una vita felice, per cui io lavoro, mi piace il lavoro che faccio e cerco anche di dare qualcosa alla comunità e vedo che tante persone fanno questo, lo fanno sia imprenditori che lavoratori, sindacalisti, giornalisti, insomma. La nostra struttura sociale è una struttura sana, per cui non possiamo ogni volta, diciamo, farci del male nel sottolineare soltanto gli aspetti negativi. Ecco, con queste elezioni devo dire che non c'è dubbio che qualcosa di nuovo c'è e nasconderlo secondo me sarebbe inutile e forse anche dannoso. Bisogna cogliere il forte segnale di cambiamento che le persone, che gli elettori hanno dato. Io sono convinto che hanno fatto bene ad andare a votare e gli elettori hanno sempre comunque ragione, a prescindere. Le regole della democrazia sono con questa legge elettorale un po' falsate, nel senso che l'abbiamo denunciato più volte, bisogna cambiare la legge elettorale e forse anche mettere in mano fortemente a una riforma dello Stato, dove effettivamente i cittadini siano vicini alla politica e ci sia una politica però con la P maiuscola che riesca in qualche modo a far sintesi delle tante idee, delle tante sensibilità, anche di tanti interessi talvolta diversi, perché se noi pensiamo che non serva più la politica ma basta l'impegno generale e corale di tutti i cittadini, facciamo una gran gazzarra e forse non impariamo niente da 2000 anni di storia. Per cui col massimo rispetto dico speriamo che però ci sia una sintesi. Ecco, la sintesi deve tener conto della nostra economia, del nostro livello di benessere, dei progetti che le famiglie hanno per i propri figli. Questa novità che lei appunto evidenzia, che c'è stata, che soprattutto in provincia di Venezia, Marghera e Mira hanno totalizzato un risultato per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, insomma diciamolo pure chiaramente, è questa la forte novità di questa tornata elettorale, hanno un punto addirittura che supera anche quasi il 27-28%, quindi il Movimento 5 Stelle è comunque anche il primo partito in Veneto, preso a sé stante, non in coalizione, e quindi è questa ventata di novità, giovani, donne, ragazzi, e persone che comunque magari si affacciano alla politica, che hanno anche la verginità dei neofita, no, della politica. Lei diceva però bisogna avere la capacità di fare sintesi, quello che stiamo vedendo in questi giorni, questo approccio su punti che sono condivisi dallo stesso Movimento 5 Stelle può essere negativo o stanno solo misurando il tiro? Che cosa uscirà? Quale sarà questo governo secondo lei? Quale può essere? Effettivamente c'è un po' di smarrimento nella lettura di tutte queste, perché c'è su certe questioni poca informazione, sicuramente abbiamo letto il programma sui punti salienti e su alcune cose evidentemente abbiamo sempre condiviso, sono istanze che la società civile ha sempre portato, per esempio il taglio dei costi, la messa in sicurezza di un certo tipo di lestofanti nella politica, siamo tutti d'accordo su questo, però poi non basta, purtroppo già oggi, no, in queste ore che stiamo parlando, bisogna prendere delle decisioni sui mercati internazionali e per mercati internazionali non intendo la finanza soltanto, anche se la finanza, attenzione, che è comunque importante, perché il famoso spread, se sale troppo, chi ha un mutuo per la casa o ci sono delle uscite che anche le imprese stesse possono avere con le banche, eccetera, gli interessi che si pagano finiscono subito sul conto corrente a fine mese, per cui per non parlare, non so, della nostra forza sui mercati internazionali, noi quello che dobbiamo dichiarare al mercato internazionale è che siamo ancora un sistema industriale competitivo per il mondo. Le persone non ci comprano i prodotti comunque in ogni caso, sta a noi presentare di solito il lato migliore. È chiaro che tutti abbiamo un lato A e un lato B,
Cioè è importante che nei mercati internazionali noi continuiamo, mercati intendo anche proprio come mercato, come negozi nel mondo, dimostriamo che l'Italia è un paese solido, che continua a fare il suo lavoro, e questo lo fai se le imprese intendo il sistema economico dell'impresa, non l'imprenditore in sé, proprio il sistema impresa è l'imprenditore, i lavoratori, gli strumenti, gli stakeholder, fornitori e clienti, tutto questo ruota attorno all'impresa sia comunque messa in sicurezza, comunque da dibattiti democratici. Cioè il dibattito democratico è legittimo, anzi meno male che c'è, vuol dire che dimostriamo di essere un grande paese occidentale, un grande paese democratico, eccetera, però questo deve avere da dare a maggior forza la responsabilità a chi sta dialogando per il nostro futuro, per portare avanti, di ricordarsi sempre che dietro c'è un intero paese che ha dato fiducia ai propri eletti, di cui siamo fiduciosi che facciano bene, ma devono avere questo senso di responsabilità. Lei che frequenta i mercati internazionali per motivi appunto di attività imprenditoriale, che sensazione nota all'estero in questo momento? Cioè questo clima di incertezza, alle volte, non so, penso al piumino, al grillo incappucciato, ecco, queste immagini ledono questo sistema che si presenta all'estero, oppure non c'è la percezione di questo clima di incertezza? Penso al ministro tedesco che ha fatto l'uscita infelice dei 2 clown nel nostro governo, che è assolutamente offensiva. Ecco, siamo noi che internamente diamo questa visione, forse anche i media che magari evidenziano delle cose, ecco, come si vede dall'esterno? Che il fatto stesso che il leader del Movimento 5 Stelle rilasci delle dichiarazioni alla stampa internazionale? Ma insomma io non credo che siano grandi problemi questi, cioè, anzi per qualche verso è anche opportuno che l'Italia faccia una sua strada, una volta tanto anche autonoma. Io non creerei questa paura, no? Anche se effettivamente lasciano un attimo, no, non siamo abituati, per cui le cose non sei abituato all'inizio, ti lasciano sempre stupito. È un cambiamento che può essere positivo, insomma, esatto, cioè, io quello che costruttivo. Dico, ecco, quello che io penso è che tutti devono ricordarsi che poi noi con la nostra faccia invece di singole imprese, imprenditori eccetera, andiamo all'estero a proporre i nostri prodotti come dei poveretti che cercano di vendere gli aerei, le navi, la nostra tecnologia, e se dall'Italia arrivano segnali che questo non va bene, quello è sporco, di qua c'è il furto, cioè noi non siamo gli unici a vendere questi prodotti, ci sono anche altri concorrenti, tedeschi, francesi. È il nostro abito che ha la macchia, no? È il nostro abito che poi ha la macchia, per cui io invito tutti a comprendere che per quanto possiamo discutere, ed è bene discutere, il Parlamento è sovrano e ci mancherebbe altro, dico, ricordiamoci sempre che dietro c'è un paese che produce e dobbiamo dare la tranquillità alle persone che possono anche, diciamo, continuare a vivere una vita, diciamo, sia pur nella diversità, nella novità, nella rivoluzione anche, se ho capito bene, dei consumi, quello che sarà. Cioè, per me è tutto bello, anche per sono uno che si annoia, per cui mi piace la novità. Adattarsi a novità. Sì, io sono flessibile, cioè, per cui mi sembra, non vedo di demonizzare nessuno, dico soltanto però dobbiamo tutti quanti misurare questo tipo di ragionamento dentro a un sistema paese che sta funzionando. Non è che il paese funzionerà più avanti quando avremo messo in moto il prossimo governo. La macchina è in moto. Cioè la macchina, ma non è una macchina, è una nave gigantesca dove siamo dentro tutti, vorrei ricordare, cioè ci siamo dentro tutti, per cui dico attenzione alle parole, misuriamole bene, diamo anche, voglio dire, la giusta, insomma, interpretazione all'inizio. Adesso ci sono 150 nuovi parlamentari, di cui tante donne e così via, dovranno capire quello che devono fare, diamogli fiducia. Diamoci fiducia un po' tutti quanti, speriamo che il Presidente della Repubblica, mi sembra che abbia un compito veramente gravoso, riesca a fare sintesi, perché abbiamo il problema che dobbiamo rinnovare il Presidente della Repubblica. Quello di oggi mi sembra che non possa sciogliere le Camere, per cui è un nodo, ecco, esatto, è un nodo istituzionale abbastanza complicato. Penso ancora una volta che nel mondo del lavoro, nei lavoratori e negli imprenditori, nelle persone che lavorano, che si alzano ancora alle 6 di mattina e vanno in letto alle 10 di sera, con i carichi dei figli, con l'istruzione, con la sanità, con le cose, cioè eroi, vivere in Italia in questo momento eroi, ecco, a queste persone meritano rispetto. Hanno votato, cercano sempre il meglio, chiunque pensa di aver votato per il meglio, io credo che nessuno abbia votato perché le cose vadano peggio, perché vanno rispettati gli elettori. Dico, in un contesto generale facciamo in modo, speriamo, lavoriamo tutti per diciamo, insistere sui propri eletti, diciamo, che si ricordino che dietro ci sono delle persone concrete, cose concrete. Lei vede una soluzione ipotetica, non so, il governissimo PD, PDL, l'ipotesi di un Passera come Premier, 8 punti condivisi del Movimento 5 Stelle, riesce
riesce a avere un'idea di cosa potrà uscire dal cilindro magico, un nuovo Monti, non lo so. Ma io penso che possa essere una legislatura breve questa, cioè come la risolveranno dal punto di vista istituzionale non so. Credo che alla fine faranno alcune cose, io spero che in cima alla lista ci mettano il rilancio economico e la riforma elettorale. Cioè è fondamentale questo. Il taglio della politica ovviamente per noi sono d'accordissimo, insieme con i tagli del costi dello Stato inutili, perché quando diciamo di tagliare le tasse bisogna dire anche da dove tiriamo fuori i soldi. Poi c'è un allentamento del patto di stabilità da discutere con l'Europa però, non è che si può dire usciamo dall'Europa, io sono contrario a uscire dall'Europa, costi quel che costi, dobbiamo andare in Europa a ritrattare, probabilmente qualcuno ha fatto accordi troppo velocemente, si danno la colpa uno con l'altro ma alla fine mi sembra un po' che siano tutti quanti a aver fatto delle leggerezze dicendo vabbè ma tanto noi ce la facciamo. Ecco, credo che noi dobbiamo allentare alcune cose, anche sull'IMU, almeno per le famiglie che hanno soltanto la prima casa o i redditi meno abbienti, bisogna rimodulare tutta la parte degli ammortizzatori sociali, bisogna capire su che cosa vogliamo investire. Ecco, penso che un grande patto è lo sviluppo del Paese, senza pensare che tutto quello che è stato fatto fino adesso sia una schifezza, per cui facciamo tutto nuovo noi, e ogni 6 mesi poi arriva un altro governo, fa 6 mesi, fa un altro, non possiamo fare così, dobbiamo continuare, chiaramente con tutta la logica dei cambiamenti che si vorranno apportare, ma con delle modifiche in corso. Cioè, ristrutturare con le fondamenta avviate, non continuare, non abbattere e ripartire. Sì, non siamo in condizione, cioè credo che rischiamo di perdere il malato, insomma, ecco, c'è tutto qua, cioè, dobbiamo continuare a immaginare una nuova visione del futuro, la partecipazione dei cittadini sicuramente, ma anche dei professionisti. Io metterei le mani nella casta anche dei burocrati dello Stato, che quelli sì sono sempre lì, cioè cambiano i governanti, io vedo tanti politici per la mia esperienza che sono assunti delle responsabilità, cioè il bello è che vanno anche a dire che è colpa loro e la gente magari sono e poi, i direttori, ma assolutamente non sanno neanche cosa hanno firmato in qualche caso, non sono neanche in grado di sapere cosa hanno firmato e sono talmente superiori e boriosi che dicono che è addirittura una loro idea. La realtà è che dovremmo mettere, secondo me, tra le varie norme importanti, lo spoil system, cioè chi viene eletto si porta dietro anche i direttori generali apicali, sì, che va a casa insieme con lui, così se fallisce il politico fallisce anche tutto quanto l'apparato burocratico che gli sta intorno. Allora veramente chi arriva, che è stato eletto dagli elettori per cambiare, per alternare, per un'omogeneità di decisione, perché altrimenti se c'è un politico e un funzionario che magari appartiene a un'altra visione, magari ci può essere un contrasto ma è sempre esecutivo. Guardate, fidatevi, io ho visto questo, è sempre così, cioè tu sei sicuro che tu arrivi, trovi funzionari che sono lì da 30 anni, con buona pace di tutti, con cifre importanti, che spesso e volentieri se la arrivano, molto importanti. Ma soprattutto è molto importante il danno che fanno al Paese alcuni incapaci, messi lì magari perché a seconda dei casi il governo di un tipo, di un colore, mettono dentro gli amici restano, il politico cambia, qui restano gli amici, perché arriva il nuovo, a tempo indeterminato, ovviamente, non sono dei consulenti. Poi il nuovo che arriva ne porta altri e abbiamo creato un apparato burocratico macchinoso, come tutta una serie di provvedimenti che vengono fatti, noi dovremmo, cioè la politica dovrebbe mandare un messaggio dicendo, cari signori funzionari di Stato, servitori dello Stato si dichiarano, ecco, sappiate che se fate degli errori sono perdonabili perché chiunque lavora può fare errori, ma se fate delle cose che sono abuso di potere, penso alle agenzie delle entrate, a certi accessi che hanno fatto presso i contribuenti, io in Confindustria ho visto gente piangere come vitelli, persone nobili che hanno lavorato una vita, che si vedono contestare delle cose e sentirsi dire quasi sbeffeggiando ma fateci causa, e per far causa si va in commissione tributaria dove si trovano altrettante persone di questi signori o ex che sono andati in pensione e sono andati lì dentro e poi il contribuente va lì e non sa come fare e per andare lì deve pagare metà della sanzione, intanto noi quei debiti li accreditiamo come recupero di evasione fiscale, ma cioè, prima di fare questo tu devi avere delle condanne, devi avere la certezza e se per caso scopriamo che quelle persone hanno fatto dei verbali o hanno fatto delle contestazioni, diciamo gratuitamente, fra virgolette, li andiamo a cercare? No, perché nel frattempo hanno fatto carriera, sono di capi da un'altra parte, i danni ne vanno a fare dall'altra parte, ma si nasconde tutto. Bisogna andarli a cercare poi, perché il cittadino viene perseguito per anni, per generazioni. Cioè è tutto tracciato e vengono sempre tracciati quelli che pagano le tasse, perché quelli che sono sconosciuti è un problema. Allora, benissimo la lotta fiscale, la lotta all'evasione fiscale, verissimo. Ma va rimodulata anche questa. Cioè, ma bisogna avere rispetto delle persone. Cioè i diritti non sono una cosa di poco conto, il diritto non è una cosa di poco conto. Perché le multinazionali dall'Italia escono soltanto e non arrivano in Italia? Perché non arrivano gli investimenti in Italia quando arrivano in Germania, arrivano in Svizzera, arrivano in Francia? Non parlo dell'Africa, non parlo della Cina, parlo di paesi. Perché non abbiamo uno Stato che comincia a avere dei dubbi, scricchiola.
Cioè la certezza del diritto non è una cosa di poco conto. Cioè io devo poter applicare le stesse leggi, le stesse tassazioni di paesi occidentali, non chiediamo di andare a diritti cinesi o indiani. Lì casomai sarebbe da esportare i nostri, sarà da esportare i nostri. Ma qui chiediamo di almeno metterci al pari di Francia, Germania, Inghilterra. Cioè, se vogliamo stare in Europa, io sono un difensore... Secondo lei c'è una sorta di caccia alle streghe quando si diciamo c'è una furbacchiata sul bilancio dello Stato dove si ascrivono dei risultati a scapito dei privati cittadini, su di loro sì resta la cappa dell'incertezza, e per cui dentro a questo la gente perde il sorriso. Un ristoratore l'altro giorno mi ha detto, una signora che ha un ristorante anche abbastanza noto, mi ha detto: Luigi, la gente non canta più. Le persone non cantano più, una volta si cantava, c'era la festa, no? Ci sarà l'occasione, eccetera. Abbiamo perso il sorriso, stiamo rischiando di perdere il sorriso. L'Italia non deve perdere il sorriso. Ci possono definire clown o cantanti o chitarristi. Noi siamo un popolo straordinario. Bene essere chitarristi e cantanti, bene essere gente sorridente, perché noi è quello che vendiamo nel mondo. La qualità della nostra vita, la qualità dei nostri prodotti, che è una fascia medio-alta. Però nel nostro paese ci sono anche vicende purtroppo che la credibilità in qualche modo la compromettono, vicende che sono tutte da acclarare. Adesso mi porta su un terreno, insomma, la questione di cui si dibatte, questione Mantovani, la più grande impresa di costruzioni del Veneto, grandi opere, quindi anche grandi economia, no? Si è sempre detto nel nostro territorio che le grandi opere fanno economia. 4 persone finite in carcere per frode fiscale, ma al di là dell'episodio specifico si vocifera di il Veneto che trema, insomma quasi che ci sia una nuova Tangentopoli o forse il proseguimento di una Tangentopoli del 92. Qual è il suo pensiero in questo caso? Ma è semplicissimo, cioè, la magistratura deve fare il suo corso e ci sono le sedi giudiziarie adatte, se no non sarebbe. Giustamente anche la comunicazione, la stampa, eccetera, ne parla, fa parte del gioco anche mediatico, eccetera, eccetera. Dopodiché un conto è l'impresa, un conto sono i comportamenti dei singoli soggetti, cioè l'impresa che c'entra, cioè l'impresa in sé va comunque difesa in qualche modo, perché io sfido chiunque a pensare adesso un'impresa che sta facendo grandi lavori come agirà. Infatti dice blocchiamo i prossimi project financing, che ci sono cantierizzate opere anche importanti per questo territorio. Ma non diciamo sciocchezze, cioè bisogna cercare di essere attenti, cioè ci sono delle leggi, alcune sono anche complesse, devo dire la verità, per cui andrebbero, noi lo diciamo da sempre, semplificati, in maniera tale che si faccia chiarezza su tutto. Deve essere molto chiaro il rapporto, difficile pensare che possa essere sempre un'impresa a vincere tutto, per cui su queste cose qua credo che più mercato ci sarà, meglio. Quindi più trasparenza. Ma trasparenza è più mercato. Mercato vuol dire competizione. Quindi la competizione. Più imprese capaci, voglio dire, la Mantovani magari ha questa qualità di capacità, per quello si è aggiudicata tutti questi appalti. No, ma assolutamente, non vuol dire niente. Cioè, il problema è che noi non abbiamo creduto, spesso e volentieri crediamo di avere molto mercato, invece nella realtà non ce n'è sufficientemente in certe zone. Cioè l'importante invece è aprire la competizione migliora tutti. Anche internazionale? Ah sì, ma certamente, come no? È la stessa cosa reciproca, però dobbiamo chiederla in quei paesi lì. Cioè, se noi apriamo il nostro mercato non lo possiamo fare in maniera acritica, dobbiamo farlo in maniera... unidirezionale. Beh sì, vuoi aprire le tue chiese islamiche da me, mi fai aprire le mie chiese cristiane da te, cioè deve esserci un rapporto reciproco, no? Se no, scusate, cioè non può funzionare questa cosa. La stessa cosa dico, quello che quando noi parliamo di economia di mercato, un'economia di mercato mica avulsa da tutto, ma dentro un sistema di regole, ci mancherebbe altro. Le regole vanno fatte funzionare, vanno rispettate, perché i primi a subirne sono i concorrenti, che invece quelle regole le applicano evidentemente. Però questo non vuol dire che dobbiamo stare attenti a non criminalizzare il sistema veneto, perché ci facciamo male da soli. Cioè noi ci abitiamo qui, ci lavoriamo. Io non conosco le vicende ovviamente specifiche, perché sono fuori da questa cosa, ma il commento che posso fare è: stiamo sempre attenti, lasciamo la magistratura fare le sue cose, facciamo informazione per carità, però poi cerchiamo di non demonizzare un'economia, cerchiamo di ricordarci che ci sono molte persone che lavorano, ci sono imprese che stanno facendo dei lavori importanti, che altri ne devono essere fatti, e soprattutto dobbiamo dare la garanzia del diritto a tutti. Dopodiché ci sono gli avvocati, ci sono i tribunali, si discuteranno lì. Questa vicenda rischia di creare uno stop, rischia di avere delle ripercussioni anche eventualmente in investitori esteri in Veneto, rischia magari di creare tensione anche dal punto di vista, non so, anche della manodopera, cioè chi magari può sentirsi col lavoro a rischio, ecco, che cosa può creare? Ma insomma, per quanto riguarda i mercati esteri in generale, in ogni caso sempre comunque un intervento pulito e sobrio della magistratura non fa male.
Cioè, potrebbe forse far pensare a qualcuno tutti gli atteggiamenti, cioè tutte quante le scartoffie che bisogna compilare per fare qualsiasi cosa, per cui dentro tutto questo ci sta. Qui siamo in presenza di accuse diverse, mi sembrano anche molto specifiche e circostanziate, entrano proprio niente con l'aspetto economico che sta facendo, da quello che leggo sui giornali. Sì, da quello che è stato comunicato. Per cui poi è chiaro che anche all'impresa... I giornali scrivono anche quello che viene comunicato, sì, dico quello che io ho potuto leggere, insomma. Però quello che credo che sia da fare attenzione sempre è che dietro ci sono imprese, ci sono famiglie, lavoratori, eccetera, per cui bisogna sempre comunque che lo Stato, la Regione, eccetera, garantisca comunque che l'impresa sia in qualche modo all'interno, in qualche modo con un salvagente attorno di protezione. Poi insomma su queste cose credo che non ci mancheranno i dialoghi in futuro, vedremo quando ne sapremo anche meglio, però direi che il Veneto è una delle terre sane dove queste cose, se ci sono anche i piccoli episodi, vengono fuori tutti. Non si può dire la stessa cosa di altre zone d'Italia dove non si sa mai niente, cioè questo è un discorso importante. Torniamo con Luigi Brugnaro, Presidente di Confindustria Venezia, subito dopo la pubblicità, tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio, con noi ancora questa mattina Luigi Brugnaro, Presidente di Confindustria Venezia. Insomma, stiamo attenti che il sistema Veneto è un sistema di economia, di gente che lavora, anche queste grandi opere, la vicenda, lo scandalo Mantovani deve rimanere circoscritto al momento per quello che la magistratura ha evidenziato. Insomma, lo ricordiamo, si tratta di frode fiscale, sarebbero state fatte delle false fatture, insomma, per poi ricavare dei fondi neri. Questo è un po' il dato dell'arte. Che poi la Mantovani sia l'impresa che fa le grandi opere a nord-est, questo è un dato di fatto. Qual è la situazione dello stato di salute dell'imprenditoria nel veneziano e quindi se può essere sintomatico anche di uno stato di salute in tutto il Veneto? Stanno un po' migliorando le cose, la disoccupazione, i giovani, che poi alla fine sono queste le preoccupazioni principali? Ma devo dire che al di là ho visto commenti anche ieri da vari centri studi, qua ognuno ormai tira fuori dati, statistiche, eccetera. Io dico da un osservatorio reale come il nostro, la nostra economia veneziana tiene, abbiamo queste grandi crisi aziendali conosciute, la Vainis, prima c'era la Montefibre, abbiamo avuto insomma, una serie di passaggi, Marghera in generale, ma non solo, abbiamo la crisi a Murano, insomma non ci siamo fatti mancare niente, la Ditte, che è un'azienda che vuole andare all'estero quando funziona benissimo, per cui delle cose, cioè anche situazioni diverse una a una. Però Murano, nella generalità... Scusi, posso fare una parentesi? Sì, Murano, il fatto che Promovetro sigli un accordo con Pier Cardin per il Palais Lumiere, ricoprirlo di vetro di Murano, può essere... Va bene, cioè bisogna che facciamo partire bisogna far partire Pier Cardin. No, bisogna far partire, adesso stiamo lavorando, noi in silenzio stiamo lavorando perché si dia una struttura finanziaria a questa opera. Che proprio oggi presentano questo accordo, più tardi. Sì, noi vogliamo, adesso noi stiamo lavorando perché ci sia trovato un advisor finanziario, insomma che ci sia un piano finanziario, insomma ecco, diciamo che non tutto poi è di dibattito pubblico. Vabbè. Io di solito sono abituato prima a fare e poi a dire, c'è chi invece prima dice poi fa, perché ognuno fa un po' come crede. A me sembra che comunque, dicevo, pure in presenza di grandi crisi conosciute, molto conosciute, che abbiamo ereditato da un passato abbastanza lontano, ormai il problema delle bonifiche non è di oggi, eccetera. In questi ultimi mesi, insomma, si sono viste qualche tiepida apertura. Ci sono degli interessi su Marghera, ci sono due nomi, uno è l'Oleificio Sasso che ancora deve partire, insomma, ma sembrerebbe che voglia fare uno stabilimento, ma soprattutto, sottolineo soprattutto, c'è il gruppo Mossi Ghesolfi, che è uno dei grandi gruppi chimici italiano, è di Tortona ed è, per farvi un'idea, ha un fatturato nel mondo quasi come la Fiat, cioè per dire la dimensione, e vogliono fare uno stabilimento a Porto Marghera. Anche lì silenziosamente stiamo cercando di trovare un accomodamento tra l'Oleificio Sasso e questo gruppo. Sarebbero assorbiti gli attuali dipendenti in cassa integrazione? Potrebbero essere assorbiti i dipendenti di Vainis nelle modalità che col sindacato poi tratteranno, certo. Però insomma c'è questa disponibilità. È un'azienda molto seria, il piano industriale è molto serio, io stesso siamo andati a fare delle visite all'estero, siamo stati in Brasile, io sono stato in visita al loro stabilimento a Recife, un stabilimento vi dico veramente eccezionale come dimensione, come rispetto ambientale eccetera, per cui
lì noi facciamo il tifo per questo, lo facciamo senza fare conferenze stampe e così via. Per cui lo dico per dire che non c'è nessuna speranza. Il problema è che spesso se queste cose vengono date ai politici le buttano come trionfalismi, no? Come si non gliene frega niente. Purtroppo se poi... a Marghera di trionfalismi ne abbiamo visti anche abbastanza, no, ma non negli ultimi 2 anni, da 10 anni, 10-15 anni. Esatto, ecco. esatto. E spesso e volentieri un'altra cosa che va sottolineata è come il trionfalista, il trionfatore sia sempre uno che viene da fuori. Sì, non si riesce mai a valorizzare le persone che sono qui, che vivono veramente con grandi difficoltà. Però per finire la domanda, nel totale dei nostri dipendenti, 52.000 dipendenti avevamo, ne abbiamo sui 51.000 e qualcosa, insomma 200. Abbiamo perso fisicamente le cose, abbiamo centinaia di persone in cassa integrazione da anni, in certi casi da anni. Ecco, e non c'è, siete preoccupati che finiscano queste ammortizzatori ma certamente, sociali? ma di fatti, ma la preoccupazione, ma non può essere soltanto una preoccupazione, uno si preoccupa, sono preoccupato. No, ma la preoccupazione è finalizzata a fare qualcosa, a risolvere. Lo dicevo appositamente in maniera polemica. Che si preoccupa per niente, esatto. Che poi non volevo fare il buonista di turno, cioè quello che dicevo era che la preoccupazione è vera, se uno ce l'ha veramente, deve cercare di far aprire fabbriche, bisogna aprire fabbriche, certo. Bisogna aprire posti di lavoro. Allora abbiamo supportato il porto offshore, che comunque ci potrebbe dare, in presenza di un Mose chiuso, perché parliamo anche, c'è un problema di Mose chiuso, ci sono le conche di navigazione che tengono aperto il traffico, però sono tutte cose da verificare. Abbiamo lanciato l'altro giorno una proposta per le navi da crociera che passino sul canale di petroli, c'è una voglia anche di fare. C'è una progettualità insomma in corso. Allora, il brand Venezia funziona, questa è la verità, il brand Venezia funziona, l'idea della città metropolitana. La crocieristica lo dimostra anche. Sì, ma in generale dico, il brand Venezia per i nostri prodotti, cioè abbiamo venduto 13 aerei diciamo, del Superjet, che è questo accordo di joint venture tra Finmeccanica e Sukhoi russa, abbiamo venduto 13 aerei al governo messicano. Ecco, quella è la strada che ci deve imporre. Allora, ci hanno dato, con questo accordo hanno dato a Venezia il ruolo, diciamo, di commercio per il mondo. Sì, no, ma a parte, oltre a fare gli allestimenti, ci hanno dato il ruolo per vendere gli aerei in tutto il paese occidentali. Lo showroom, insomma. Esattamente, cioè l'utilizzo di Venezia come luogo di incrocio di persone di un certo tipo di interessi. La stessa cosa deve valere, dovremmo mettere a sistema queste nostre eccellenze, piangerci un po' meno addosso, non perché non vogliamo vedere i problemi, ma anche non cercare che il pianto lenisce le ferite. No, è giusto. Sono gli unguenti che poi servono per esatto, cerchiamo, ecco, l'idea è questa qua, insomma, direi però che i numeri che ha l'industria, compreso anche la nostra sezione turismo, che sta andando anche quella benissimo, cioè bene comunque, ecco, abbiamo cercato di mettere insieme in sinergia il vetro insieme con, non so, i serramenti piuttosto che i prodotti. Che stanno abbiamo messo insieme questi prodotti uniti al brand Venezia che vadano a conquistare i mercati del mondo, per cui dietro alla gondola, che comunque resta un simbolo per le persone, Venezia, it's romantic. Allora, quando vieni qua, It's Romantic, 20 milioni di persone, venite a vedere il nostro atelier che abbiamo fatto in Confindustria, dove presentiamo i prodotti delle imprese veneziane per dire che Venezia non è vero che è morta, alla faccia di chi gira con la bara, non è morto proprio niente. Siccome porta solo sfiga, capito? Il tempo a nostra disposizione, ma ancora 2 domande L'ho fatto apposta per... lo so che... Allora, insomma, lei a fine mandato, il dopo Brugnano, sono iniziate le consultazioni, è troppo presto per fare... Ma c'è un clima di serenità, ci saranno probabilmente più candidati, credo. Mi fa piacere perché Confindustria è tornata a essere un luogo di prestigio. La giunta di Confindustria in questo momento rappresenta il meglio che c'è dell'imprenditoria veneziana e ci sono presenti veramente bellissime aziende. Mi sembra che ci sia continuità. Io spero di sì, che ci sia, comunque ci sarà una continuità, mi auguro, di progetto. L'importante è che ci sia il progetto è che ci siano partecipazione delle imprese, che si creda nella città metropolitana inteso in senso lato e vasto, per cui che ci sia l'inclusione di Padova, Treviso in primis, ma poi anche Rovigo, Vicenza, Belluno, cioè che Venezia si prenda delle responsabilità, che si dichiari che l'industria non è morta, non è movibile, che dobbiamo rilanciare tutto a partire da Porto Marghera, dall'area della Gronda Lagunare, proprio per pensare che da Porto Guraro a Chioggia ci si senta veneziani nel senso inclusivo del termine, che pensiamo all'Expo come una grande innovazione dove a Venezia si giocherà una partita importante, dove le nostre imprese possono trascinare i propri prodotti e quelli degli altri e dove a Porto Marghera ci possa essere un'attrazione di investimenti importanti, appunto, e i cui segnali li ho appena descritti. Parliamo di Reyer, perché lei non se lo svicola, una sconfitta pesante a Montegranaro di 33 punti. Tanto pesante, una cosa di cui ci vergogneremo per il resto della vita. Ma cosa è successo? Una squadra in perfetta forma scende sul parquet e si addormenta.
Si è proprio addormentata, cioè nel senso che io non sono andato, l'ho vista in televisione, devo dire che non ho dormito tutta la notte. Quindi deve andarci per forza prossimamente. No, non lo so adesso, stasera faremo una riunione, cioè la cosa più brutta è che proprio abbiamo disonorato il nostro nome, cioè è una roba, per me è veramente, abbasso gli occhi perché è veramente vergognosa. Dal punto di vista della classifica, insomma, no, vabbè, ma non è questione, ben ci stava anche perdere, nel senso che loro sono una squadra che deve puntare alla salvezza tranquilla, perché avrebbero giocato la partita della vita, era giusto, ci sta. Ma il problema non è se hai vinto o se hai perso, è come hai giocato, cioè non siamo mai entrati in partita e io non accetto l'idea della rendevolezza, è quello che chiedo agli italiani di non fare in generale, per cui che la mia squadra succeda, che ne so, non lo so, freschi. Hanno lavorato bene, c'è un clima giusto, c'è gli occhi giusti, eccetera. No, stavano tutti lunga, poi no, non ci sono scusanti, lì secondo me abbiamo difeso per un po'. Poi abbiamo cominciato a difendere meno, tant'è che i primi 2 quarti abbiamo preso 53 punti e 53 punti sono una cosa indicibile, presi adesso con tutto l'onore che possiamo dare a Montegranaro, ma da una squadra che non è prima in classifica. Prendere 53 punti, secondo me lì abbiamo sbagliato, non abbiamo sbagliato in attacco, perché poi se tu ti disunisci in difesa, cioè, è il discorso dell'economia, è la stessa cosa, se tu cominci a litigare, sì, ma soprattutto se litighi, tocca a te, tocca a me, nessuno si prende la responsabilità, il fardello. È mancato un coordinamento? È mancato il cuore, ma glielo faccio ritrovare. E a proposito, il cuore devono trovarlo a Milano, perché Milano non è Montegranaro. No, il cuore lo ritrovano a Mestre al Tagliercio, perché Milano viene a Mestre. Sì, certo. Sì, insomma, lo devono ritrovare. Milano, ecco, sì. Lo devono ritrovare, insomma, non è inutile far promesse, ok? Perché dopo una roba del genere, francamente, è proprio inspiegabile. Cioè, io chiedo scusa a tutti quanti, perché veramente. Ma lei andrà al Tagliercio, sì, con il solito maglione portafortuna? Ma il maglione portafortuna, cioè vengo col mio cuore che porta fortuna di più. Ringrazio Luigi Brugnaro, non c'è più tempo a disposizione. Subito dopo la pubblicità avremo un altro ospite, continueremo a parlare di lavoro, impresa e politica. Tra pochissimo, grazie.